mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del Premier Conte, l'attacco del governatore Zaia 5 Stelle, troppi no a partire dall'autonomia. E mentre l'esecutivo giallo-verde si sfalda, le imprese venete temono per la manovra economica in ballo, dal governo del cambiamento a quello dei rinvii attaccano gli industriali. In queste ore l'autopsia sulla salma dell'operaio 42enne di Grisignano di Zocco trovato morto nel box docce, il corpo senza vita è stato rinvenuto dopo giorni dal decesso. Parla il titolare dello stabilimento di Sottomarina di Chioggia, chiuso con provvedimento del questore per episodi di violenza e razzismo. Incidente sul lavoro, scoppia il tubo di raffreddamento, operaio investito da getto d'acqua a 70 gradi, il dramma nel Padovano. Banda del Rolex in azione a Vicenza, con la tecnica dell'abbraccio sfilano l'orologio ad un anziano ferendolo, inseguite da un esercente riescono a fuggire il racconto della vittima. Sta richiamando centinaia di fedeli al giorno l'apertura della casa natale di Papa Luciani, un luogo del cuore che si aggiunge alla chiesa e al museo che Canale d'Agordo gli ha dedicato. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali, lo avete dunque sentito ora dai titoli: crisi di governo in primo piano, mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti del Premier Conte, la Lega vuole il voto subito mentre la politica veneta fa già partire la campagna elettorale, l'attacco del governatore Zaia ai 5 Stelle, troppi no a partire dall'autonomia. La fine di questa esperienza governativa è la fine di un'agonia, purtroppo è così, ci abbiamo creduto fino in fondo, ma alla fine dobbiamo guardare i dati concreti che sono quelli che la politica dei no, dir di no a tutto non ci fa governare. Stop, capolinea, da Palazzo Balbi l'analisi del governatore Luca Zaia, proprio mentre la Lega a Roma presenta la mozione di sfiducia al Premier Conte. I no, attacca Zaia, hanno fatto saltare il banco e sono no che hanno riguardato in molta parte anche il Veneto. Questi no li ho sentiti sulla Pedemontana Veneta, che peraltro è l'opera più grande oggi in cantiere in Italia, li abbiamo sentiti anche di recente sulla partita della TAV e poi infine quello che è accaduto con l'autonomia. Stiamo ancora attendendo una risposta come Veneti per l'autonomia e nonostante siano passati 660 giorni dal referendum ancora un nulla di fatto. La politica veneta intanto, come quella nazionale, è già in campagna elettorale. Il Carroccio promette: saremo in tutte le piazze, in tutte le case per spiegare quello che è accaduto, ma anche il PD lo vuole spiegare con una visione diversa. Non si voleva dire al popolo italiano quello che in realtà gli addetti ai lavori sanno. Servono tantissimi miliardi per far fronte alla prossima finanziaria. 23 miliardi per non avere l'aumento automatico dell'IVA, altri 27 per mettere in campo le proposte che ha avanzato quello che loro chiamano il capitano. Allora sono cose che sono fuori dal mondo e che non sarebbero potute nemmeno più ottenere in deficit dall'Europa. Intanto il Movimento 5 Stelle ribolle, Di Maio sfida Salvini a portare avanti la riforma sul taglio dei parlamentari. Vinci la paura, scrive su Facebook diretto al vice premier, supera le pressioni di Berlusconi e dei tuoi alleati, fai un atto di coraggio se il coraggio di cambiare ce l'hai veramente. Probabilmente Salvini ha anteposto quelli che sono i suoi desideri di diventare premier, grazie a un sondaggio anche che lo aiuta, a quelli che sono i bisogni invece dell'Italia. Mentre Fratelli d'Italia, di fronte a un Salvini che si candida a premier con l'intenzione di correre da solo, richiama all'unità. Vogliamo un governo di centrodestra che parta da un'alleanza solida tra Lega e Fratelli d'Italia e che si possa allargare a qualsiasi altra forza politica del centrodestra che voglia condividere il nostro progetto politico. E lo stesso PD cerca la quadratura del cerchio verso il voto. Serve un'unità di intenti al proprio interno, basta condivisioni, non se ne può più, lo dico io da segretario in una regione difficile. Resta l'autonomia al palo, per il PD un pretesto nelle trame di Salvini, ma la Lega getta acqua sul fuoco, la faremo con il prossimo governo. Salvini è riuscito a far digerire al Movimento 5 Stelle quasi tutto. Se avesse voluto far digerire anche l'autonomia per le 3 regioni che l'hanno chiesto, aveva tutti i modi per farlo. Devo essere sincero che per come si stava mettendo non mi sembrava che né il Premier Conte né Di Maio né tutta la compagine dei 5 Stelle fosse così contento di darci l'autonomia, ma soprattutto volevano darci un'autonomia anacquata. E mentre l'esecutivo giallo-verde si sfalda, le imprese venete temono per la manovra economica in ballo. L'accelerazione è irreversibile e il pedale lo pigia la Lega. In mattinata il Carroccio presenta in Senato una mozione di sfiducia al Premier Giuseppe Conte.
La spina del governo giallo-verde sta per essere staccata. Lunedì, convocata dalla Presidente di Palazzo Madama Casellati, la conferenza dei capigruppo che dovrà stabilire modi e tempi di discussione e votazione. Già martedì 13 agosto, come chiede la Lega, o lunedì 19 agosto, come vuole l'opposizione. I tempi sono cruciali per riuscire a definire o meno un'eventuale data di voto a ottobre, ma mentre a Roma si fanno i conti del calendario, i mercati già danno l'affondo. Spread che arriva a 235, Piazza Affari in calo potente, giusto quello che non volevano le imprese. In Veneto l'attacco alla compagine di Palazzo Chigi è chiara. Le schermaglie di ieri sono l'atto finale di un governo che si autoproclamava del cambiamento, dice Luciano Vescovi, presidente di Confindustria Vicenza, e invece ha continuamente rinviato qualsiasi decisione potesse avere un impatto sul paese. Politica responsabile, secondo gli industriali, il timore è per la manovra economica in ballo. Stiamo vivendo da 2 anni una fase molto delicata dove tutte le attese di crescita enunciate sono state completamente disattese. Il rischio è che si vada ad una confusione proprio nel momento nel quale abbiamo bisogno di andare verso una legge di stabilità del 2020 che sia magari più a favore delle imprese e dei cittadini, meno demagogia, meno slogan e più sostanza. C'è la cristallizzazione dell'IVA, dell'aumento IVA che sarebbe una iattura dal punto di vista del rilancio dei consumi e perciò anche lì bisogna intervenire sulla manovra finanziaria. Fa eco la CNA del Veneto, siamo molto preoccupati, dice il presidente Alessandro Conte, per l'effetto che la crisi potrà avere su questioni per noi importantissime, come l'abrogazione dell'articolo 10 della legge di conversione del decreto sviluppo, per scongiurare la penalizzazione delle piccole imprese sullo sconto in fattura dei lavori di efficientamento energetico, sulla quale il governo si era impegnato comprendendo le nostre richieste. E poi la madre di tutte le battaglie, l'autonomia, che resta al palo. Ora lo scenario è indefinito e l'incertezza è nemica di mercati e imprese. L'appello è al buonsenso, ma c'è poco ottimismo. Ci vuole un governo stabile. Il problema che è grande, che io vedo, è che andiamo al voto con una legge elettorale che ho paura che dia gli stessi risultati delle elezioni precedenti. Dunque una crisi pesante di governo, ma che cosa ne pensa la gente? Noi siamo andati a chiederglielo. Cade questo governo? Spero di sì. Almeno qualcuno prenderà decisioni più concrete e non litigheranno ogni giorno per tutto. Per te che è un gran caos. Non c'è male. A mio modesto parere Salvini non vorrebbe la crisi di governo. Però è lui che... Ma va incontro a tanti problemi, tantissimi. E se si trova l'alleato, fra virgolette, che crea la maggioranza assoluta, lui vuole 51, bene, altrimenti torniamo ai discorsi di prima. 2, 3, 4 partiti, società civile e così via dicendo. Si tornerà alle urne presto, secondo lei? Ma continuano a litigare, quindi potrebbe anche essere. Sì, secondo me il governo tecnico non era male neanche quello. Mi riferisco a Gentiloni e anche col rapporto con l'estero. Si ritorna al voto? Speriamo. Che si torni al voto? Sì, assolutamente sì. Che situazione vede lei? Che non si tornerà al voto perché siamo strumentalizzati e faremo un altro dei soliti governi tecnici fantoccio oppure una coalizione che non è quella che rappresenta gli italiani. Però lei vorrebbe invece tornare alle urne? Sì, abbiamo avuto, non so adesso quanti sono. Una 50, forse di più. Cade o non cade secondo lei comunque? Cade per il semplice motivo che abbiamo visto che ha dato già il ben servito a Conte. Il governo cade e si tornerà alle urne secondo lei? Ma io penso di sì, però oggi non ho sentito nessuna notizia, quindi non so se ci sono novità, però sono tutti giochi di potere, quindi non saprei, insomma, penso di sì. Salvini l'ha messa giù dura con Conte? Sì, ma adesso ci sarà la lotta tra Conte e Salvini. Senta, ma Salvini premier come lo vedrebbe? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Mi sembra proprio che non si riesca a trovare una soluzione, anzi si peggiora sempre di più. Non vedo, sì, anche i vari governi che ci sono stati hanno fatto sempre dei piccoli passi verso qualche direzione, però in generale si va sempre più giù. No? Questo proprio non lo so. Secondo lei? Non so neanche di qua.
Intanto 18 sindaci del PD di città capoluogo, tra le quali Belluno, chiedono di contare di più nel Partito Democratico e propongono l'istituzione di un'assemblea che li riunisca e rappresenti a livello nazionale. Lo fanno con una lettera sottoscritta da 18 sindaci di città capoluogo indirizzata alla Commissione e Statuto del Partito presieduta da Maurizio Martina. Sentiamo le ragioni di questa missiva nelle parole del primo cittadino di Belluno, Jacopo Massaro. Mi pare che il PD sicuramente non si trovi in una bella situazione in questo momento, anche perché forse ha dimenticato un po' nel corso del tempo, nel corso degli anni, ha dimenticato un po' i principi ispiratori, no? Gli obiettivi verso cui doveva lavorare. E in questo momento c'è un assoluto bisogno, io credo, non solo per il PD ma per tutto il centro-sinistra in generale, di andare a investire il più possibile sui sindaci, che sono oggi l'unico collegamento vero con il territorio, gli unici che in qualche modo sanno che cosa succede sul territorio e quali sono le esigenze dei cittadini. Quando si governa una città si governa tutta la città con tutte le sue componenti, si governa un'intera comunità, non una parte. Ecco, io credo che ci sia un grande bisogno di questo tipo di approccio, che è l'approccio che hanno i sindaci, e il centro-sinistra ha un grande bisogno, credo, di riscoprire questo metodo nella politica e forse anche di farsi guidare dai sindaci nella necessità proprio di governare il Paese. In questo momento sembra quasi che al centro-sinistra interessi poco governare il Paese, e invece credo che si debba governare il Paese e cominciare a dire che cosa si vuole fare. E una delle questioni più importanti oggi credo che sia avere la consapevolezza del fatto da parte del Partito Democratico che il Partito Democratico da solo non ce lo può fare. La gran parte dei sindaci ha vinto grazie alle liste civiche, moltissimi sindaci non sono iscritti al Partito Democratico, come il sottoscritto per esempio, e ci sono molte pagine di storia che ci insegnano che in alcuni casi addirittura il Partito Democratico è stato, non dico un ostacolo, ma sicuramente una componente che non ha facilitato la vittoria. E lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla crisi di governo, andiamo avanti con la cronaca per tutti. A Grisignano di Zocco, nel Vicentino, un mistero la morte dell'operaio 42enne trovato in doccia con un pugnale nel petto. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte dell'operaio 42enne di Grisignano di Zocco, trovato senza vita nel box doccia con un coltello piantato nel petto. La salma è stata rinvenuta dopo giorni dal decesso. Attorno alla vicenda un giallo su cui stanno indagando i carabinieri, a dare l'allarme ai vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco perché sentivano un odore tremendo provenire da questo appartamento al primo piano della palazzina di Via dei Pioppi, dove viveva l'operaio che non aveva dato sue notizie da tempo ai familiari. Quando i pompieri sono entrati, la macabra scoperta con il corpo in decomposizione causa anche il gran caldo degli ultimi giorni che ne ha accelerato il processo. Nessun segno di effrazione o di colluttazione, al momento nessuna ipotesi è esclusa. Lo conoscevate? Di vista. Che idea è? Veniva qua ogni tanto? Sì, ci vedevamo qua. Ciao, buongiorno, buonasera. Non vi aspettavate una cosa del genere? Sinceramente no. Vi siete fatti un'idea voi? Assolutamente no. Non sappiamo, non capisco perché. Non saprei, non so, veramente è una cosa che non aspettata veramente. Abbiamo lavorato insieme, però Che persona era, da quel po' che ha potuto capire vedendolo anche durante il lavoro? Veramente un grande lavoratore, sinceramente. Poi effettivamente sì, ci vedevamo qua, però non ho mai avuto, tra virgolette, contatti esterni, solo un saluto e basta. Ma che idea vi siete fatti? Effettivamente non lo so, non lo so, quindi non saprei dirle neanch'io. Mi dispiace perché Fatalità era un grande lavoratore, per come lo conoscevo io, nel senso lo salutavamo qua e basta. Resta davvero un mistero su quello che possa essere accaduto e si è in attesa dell'esito, dicevamo, dell'esame autoptico per fare chiarezza sulla vicenda. Ci spostiamo ora nel veneziano, qui al Caio Blanco non siamo razzisti, al contrario, su 50 dipendenti 15 sono extracomunitari, organizziamo spesso serate multietniche, difficile capire il perché di questo provvedimento, parla così il titolare dello stabilimento di Sottomarina di Chioggia, momentaneamente chiuso con provvedimento del questore per episodi di violenza e razzismo. Quello che ci lascia più amareggiati è questa accusa di razzismo o di discriminazioni all'interno del locale, quando comunque in 11 anni, in 11 stati di gestione questi problemi non ci sono mai stati.
E lo sfogo del titolare dello stabilimento di Sottomarina di Chioggia, chiuso per 15 giorni con provvedimento del Questore di Venezia per l'escalation di episodi razzisti e violenti registrati nel locale balneare, così nella nota. Noi non siamo razzisti, dice oggi, respingendo ogni accusa di intolleranza razziale nei confronti del 20enne di Adria di origine etiope, il titolare dello stabilimento. Anzi, tutt'altro, abbiamo collaboratori e clienti di tutte le etnie e di certo non è il colore della pelle o una nazionalità che fa la differenza. Noi guardiamo semplicemente l'educazione delle persone e i comportamenti all'interno del locale. Di 50 dipendenti che abbiamo, appunto 15 sono extracomunitari e 12 sono africani, marocchini. Di conseguenza darci dei razzisti è una cosa che ci fa un infinito male, molto di più del danno economico di questa chiusura. E sull'episodio di violenza del 3 agosto scorso, quando un 43enne spintonato dai buttafuori con calci e pugni avrebbe subito la frattura del perone e della mascella per 30 giorni di prognosi, si esprime così. Dalle varie testimonianze si sta cercando di capire se questa persona è stata colpita da uno dei buttafuori piuttosto che dal gruppo di ragazzi con cui aveva avuto una discussione. Quello che abbiamo potuto fare noi era renderci più collaborativi possibili con il commissariato, fornendo le immagini delle nostre telecamere, le testimonianze di chi era lì in zona, dando i nominativi di tutti i buttafuori. La nostra premura davanti a questo episodio è stato invece di accorrere subito fuori col nostro punto di primo soccorso, che è sempre presente durante ogni evento all'interno del Caio Blanco, a soccorrere questa persona fino all'arrivo dell'autoambulanza. Oggi vediamo dal provvedimento che tra le altre cose questa persona comunque era pregiudicata con innumerevoli reati di offesa pubblico ufficiale, aggressioni, risse, danni pubblici. L'amarezza nell'apprendere fatti a noi sconosciuti, replica infine. Dove sembrerebbe che l'agenzia di security a cui ci appoggiamo da moltissimi anni e dove prima d'ora non avevamo mai avuto dei problemi abbia temporeggiato nel fare entrare un ragazzo di origini straniere. Sinceramente io ho appreso questa cosa in un secondo momento e rimango stupefatto, anche perché comunque quella sera durante l'evento avevamo appunto all'interno avventori di tutte le etnie, perché appunto non è per noi assolutamente, anzi, un problema, ma tutt'altro, quindi non riusciamo a capire questa dinamica di questo problema razziale che c'è stato. Scoppia il tubo di raffreddamento, operaio investito dal getto d'acqua a 70 gradi, accaduto nel Padovano. Grave infortunio sul lavoro nella notte tra giovedì e venerdì in un'azienda di Piazzola sul Brenta, all'interno della ditta di lavorazione di materie plastiche SIR in via San Silvestro. È esploso il sistema di raffreddamento di un macchinario e il getto d'acqua a 70 gradi ha colpito un operaio. Il 37enne romeno, dipendente della ditta, stava eseguendo alcuni lavori sul macchinario quando all'improvviso è stato investito nella parte destra del corpo da uno spruzzo d'acqua alla temperatura di 70 gradi. L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi che l'hanno aiutato in attesa dei medici del 118. Stabilizzato sul posto, è stato poi trasportato in ospedale a Cittadella e curato per le bruciature. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal, che dovranno indagare sull'esatta dinamica di quanto avvenuto. Banda del Rolex in azione a Vicenza con la tecnica dell'abbraccio, sfilano l'orologio ad un anziano ferendolo, inseguite da un esercente riescono a fuggire la rabbia della gente. Mi dà il bigliettino, mi dà un bacio, l'altra mi dà un braccio e scappano. Io non ho sentito niente, però ho fatto così, ho visto il sangue sulla mano e l'orologio non c'era più. Brutta avventura per il signor Giano Reste di 83 anni, che ne è uscito con la perdita di un orologio di marca, un Piguet del valore di 6.000 euro, un brutto taglio sul polso sinistro, sutturato in ospedale ed una prognosi di 20 giorni. È stata violenza e ho detto a mia moglie e a mia figlia che ha un Rolex, guarda che c'è la banda di Rolex che si mette fuori da un po' di giorni, no? Tutto qua. Non avrei mai pensato.
ed invece la vittima della banda è stata proprio lui. Il tutto è accaduto all'esterno del panificio Marini in Viale Trento a Vicenza. La tecnica usata è sempre la stessa. L'anziano è stato avvicinato da una ragazza, sembra sui 25 anni, che dalla camicetta ha estratto un bigliettino offrendosi come badante. Ha fatto il gesto di scrivere un numero, poi gli si è avvicinata l'amica che lo ha abbracciato bloccandolo per qualche istante, il tempo sufficiente per strappare l'orologio. Il signor Gianoreste ha chiesto aiuto e dal panificio è uscita la titolare che si è messa all'inseguimento delle due donne lungo via Trento, chiedendo aiuto anche ai passanti. Le due ragazze però poco lontano avevano un complice con l'auto, sono salite e sparite. Ora la polizia sta vagliando le diverse telecamere di videosorveglianza lungo la via per cercare di dare un volto e un nome alle due malintenzionate che, se prese, dovranno rispondere di rapine e lesioni. Una banda in azione da un po' di tempo e già altri ne sono rimasti vittima, mentre monta la rabbia della gente. Un mese fa hanno tentato di portarmi via l'orologio. Abito in Viale Trento e queste cose qua stanno succedendo troppo spesso. Questo è fastidioso. Li prendono, li rilasciano dopo 7 ore, non ha senso. Non è vero che i casi diminuiscono, le denunce non vengono fatte probabilmente. Adesso noi abbiamo lavorato e possiamo prenderci qualcosa di importante come regalo della pensione, non possiamo neanche uscire di strada perché abbiamo paura. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Sta richiamando centinaia di fedeli al giorno l'apertura della casa natale di Papa Luciani, un luogo del cuore che si aggiunge alla chiesa e al museo che Canale d'Agordo ha dedicato al suo più illustre concittadino. L'abbiamo conosciuto personalmente il Papa Luciani perché è venuto nella nostra parrocchia. Ho fatto il libretto del catechismo prima ancora che diventasse Papa, che era cardinale, patriarca a Venezia. Che emozione si prova? È una cosa non indifferente. Un'emozione grande per i fedeli che vengono da ogni parte d'Italia, ma soprattutto dal Veneto. Più di 700 visitatori nella prima settimana d'apertura al pubblico della casa natale di Papa Luciani a Canale d'Agordo, fortemente voluta dalla diocesi di Vittorio Veneto. Possiamo completare il percorso su Papa Luciani proprio con la casa, che era il tassello forse anche più importante, perché c'è la chiesa, c'è il museo che spiega molto bene la storia della sua vita, ma la casa è diciamo, il luogo del cuore, no? La visita inizia al pian terreno, dalla caneva alla cantina, dove sono conservati gli attrezzi d'un tempo. Al primo piano si trovano la camera da letto che il fratello Edoardo riservava ad Albino, la cucina e la stanza dove la sorella maggiore, pur sordomuta, gli insegnò a leggere e a scrivere. E poi c'è la stua, l'allora unica stanza riscaldata della casa, dove nacque Papa Luciani. La mamma lo ha partorito e le condizioni del parto si erano subito rivelate problematiche, al punto che la levatrice Maria Fiocco lo battezzò proprio in questa stanza. Nella stua si trovano anche ricordi preziosi legati alle visite ufficiali riservate di Papa Wojtyła. Tra i visitatori oggi anche Cleto Pavanetto, salesiano di 88 anni, di cui 38 passati in servizio in Vaticano, che tradusse dal francese al latino l'annuncio della morte di Papa Luciani, letto dal segretario di Stato Vaticano e i cardinali. E fui il primo a entrare in segreteria di Stato quel mattino, aprire i 3 telefoni. La prima telefonata la dovetti fare in Nuova Zelanda, Wellington, per annunciare che purtroppo era vero la morte di Papa Luciani. Papa Francesco ha dichiarato Papa Luciani venerabile, ma a Canale d'Agordo l'attesa è per l'annuncio più grande. La speranza è proprio che in tempi brevi si riesca a regalare alla Chiesa in maniera ufficiale questa bella figura di un Papa che è stato sempre sottovalutato, poco approfondito, molto amato dalla gente. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie di averci seguito e buona serata. Benvenuti al Meteo. Ritorna prepotente l'anticiclone africano che raggiungerà la sua massima espansione nel nostro territorio proprio nel corso del weekend. E allora iniziamo a vedere il dettaglio di sabato. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota.
Temperature in aumento con clima dunque via via più caldo, minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole ovunque con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, qualche addensamento sui rilievi ma del tutto innocuo. Temperature in lieve aumento, minime tra 20 e 24 gradi, massime tra 30 e 32 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, tuttavia non si escludono dei rovesci a partire dal pomeriggio sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime più calde sui 35 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.